Anticamente il gioiello non era concepito tanto come ornamento, ma piuttosto come amuleto protettivo. I gioielli, tutti in argento, poiché questo era il metallo generalmente usato, avevano quasi una valenza apotropaica, ossia servivano per allontanare il malocchio e tutte quelle influenze negative che potevano in qualche modo danneggiare la salute e la fertilità. Beni indispensabili in una società agropastorale dove avere molti figli era una ricchezza, perché significava possedere forza lavoro indispensabile per la campagna e la custodia delle greggi. La sposa veniva protetta con gioielli di corallo, materiale considerato già di per sé apotropaico, modellato spesso a forma di corna e di falli da usare come pendenti. La nostra antichissima isola è stata dimora di una moltitudine di grandissimi e gloriosi popoli che un tempo furono i veri protagonisti del Mediterraneo. Quegli stessi popoli hanno lasciato nel nostro sottosuolo tantissime testimonianze di quella che era la loro arte applicata agli ornamenti preziosi. Moltissimi, infatti, sono stati i ritrovamenti di monili fin dall'età paleolitica. La Sardegna è una terra ricca di storia e tradizioni. Oltre alle sue bellezze naturali, che la rendono famosa in tutto il mondo, presenta numerosi aspetti folcloristici con radici lontane nei secoli. Tra le usanze isolane, uno degli elementi più tipici è sicuramente la varietà dei costumi locali, diversi da paese a paese. I costumi sardi sono particolarmente elaborati e variopinti, ricchi e a colori vivaci quelli delle donne, più sobri quelli degli uomini. Oltre ad essere testimonianza della cultura locale, questi abiti rappresentano un pezzo di storia isolana, poiché derivano da influenze romane, orientali, ispano-moreschi e sono dunque segno delle diverse civiltà che si avvicendarono nel controllo della regione. Questo è il motivo principale dell'eterogeneità dei costumi sardi, soprattutto di quelli femminili, attraverso i quali è possibile ripercorrere il lungo cammino compiuto dagli isolani dalle origini fino ad oggi. Gli ornamenti sardi sono intonati all'abito e contribuiscono a dargli maggior risalto. Bottoni d'oro ed argento, anelli, braccialetti, collane, catene, ciondoli, amuleti ed orologi, spille, fibbie. Gli ornamenti sono spesso realizzati in filigrana e diedero già in passato un notevole impulso all'artigianato locale che ancora oggi è piuttosto rinomato. La tradizione orafa è vivissima in parecchi centri dell'isola, dove i gioielli sono ancora incisi a bulino e pazientemente battuti a martello. Un posto di rilievo meritano i lavori realizzati in corallo, l'oro rosso sardo, ritenuto dagli esperti uno dei migliori del mondo. Questi sono due esempi di unicità. Qua ci troviamo con due sculture in corallo, rigorosamente fatta a mano anche per via anche della mola, della grossezza, che è difficile trovarne, rare, uniche, che noi in seguito incassoneremo con oro e filigrana.